secondo giorno consecutivo superati i 1000 casi di positività, siamo lontani dalla zona gialla ma non possiamo dormire sonni tranquilli, dice Zaia. Intanto ufficializzato l'avvio della campagna per la terza dose agli over 40. La decisione della questura di Padova, divieto di svolgimento per il corteo con auto annunciato dal portavoce del movimento Veneto No Green Pass per il pomeriggio di domani. Studiati da un'equipe dell'azienda ospedaliera di Padova gli effetti di una malattia infiammatoria multisistemica che si sviluppa nei bimbi dopo il virus, 46 casi in Veneto. Nelle case di riposo della Marca mancano 1000 infermieri, stiamo vivendo un dramma, il messaggio dell'RSA. Diversi professionisti stanno arrivando da oltreoceano. Le famiglie si astengono dal pubblicare foto, video e dati di minori sul web. È uno dei punti della bozza contenuta nel patto di Treviso a 30 anni dalla Carta che tutela i bimbi e adolescenti. Oggi in città la ministra Bonetti. Dalla Bosnia all'Italia dentro un camion carico di legnami i carabinieri trovano 5 cittadini afghani, tra cui un minorenne nascosti nel mezzo pesante a insaputa dell'autista. A 2 anni dall'Acqua Granda del 12 novembre 2019 su Antenna 3 alle 21:15 il documentario L'Apocalisse di Venezia, l'equipe di quella notte e dei giorni che hanno messo in ginocchio la città e la costa veneta. Il terzo posto di Eyop Faniella alla maratona di New York. Oggi l'atleta bassanese tornato nella sua città è stato ricevuto in comune. Buonasera, ben ritrovati. Dunque, l'avete sentito ora dai titoli, per il secondo giorno consecutivo si sono superati i 1000 nuovi casi di positività al virus. Siamo lontani dalla zona gialla, non possiamo dormire sonni tranquilli, dice Zaia. Sorvegliate speciali, tornano le RSA, mentre è stato ufficializzato l'avvio della campagna per la terza dose agli over 40. Una situazione ancora sotto controllo, ma non c'è assolutamente da dormire sonni tranquilli. Queste le parole del governatore Luca Zaia con il bollettino regionale del contagio che segna per il secondo giorno consecutivo oltre 1000 nuovi casi di positività al Covid nelle 24 ore in Veneto. Raggiungono quota 60 posti letto occupati, le terapie intensive erano 52 a inizio settimana, 285 quelli in area non critica. Parametri che per Zaia dicono come siamo ancora molto lontani dalla zona gialla, seppure il trend di costante aumento suggerisca massima serietà. Gli fa eco da Treviso, dove si trova per parlare di case di riposo l'assessore alla sanità Lanzarin. Assolutamente, la situazione ci sta preoccupando, insomma aver sforato per 2 giorni 1000 positivi al giorno vuol dire che il virus circola. Sorvegliate speciali, tornano le RSA, anche se va sottolineato quasi tutti gli ospiti hanno ricevuto la terza dose. È chiaro che queste strutture vanno protette e vanno messe in campo delle misure che possono essere anche quelle più che della chiusura, di un contenimento delle presenze e di far sì che anche le visite avvengano in ambienti, diciamo così, neutri, in modo da evitare anche situazioni di questo tipo. E questo mentre la macchina regionale si prepara a somministrare la cosiddetta dose booster a una platea potenziale di milioni di veneti. È arrivata ieri sera la nuova circolare dal 1° dicembre, quindi sempre su base volontaria si può fare la terza dose dal chi ha più di 40 anni in su, sempre con i 2 vaccini a RNA, Pfizer e Moderna, dopo che sono trascorsi 6 mesi. Vaccini che accanto alle misure di precauzione restano delle stelle polari anche per Zaia. In caso contrario, dice il Presidente, il passaggio in giallo è un'ipotesi concreta. Anche per questo la Regione promuove senza riserve la stretta delle prefetture sui cortei No Green Pass. Credo che ci sia l'obbligo di mettere in campo tutte le misure come quello di evitare gli assembramenti, di utilizzare la mascherina e di evitare che ci siano raggruppamenti di troppe persone in un luogo contenuto. L'appuntamento era fissato alle 16:30 di domani, ma la questura di Padova ha detto no, nessuna autorizzazione e divieto di svolgimento del corteo con auto che era stato annunciato dal portavoce del movimento Veneto No Green Pass per il pomeriggio di domani. Già il comune all'indomani dell'annuncio si era detto perplesso sulla necessità di questa manifestazione e i disagi che avrebbe potuto creare. Ora lo stop è definitivo dalla questura. Gli effetti del Covid nei bambini studiati da un'equipe dell'azienda ospedaliera di Padova, gli effetti di una malattia infiammatoria multisistemica che si sviluppa dopo la guarigione dal virus, 46 i casi in tutto il Veneto.
Una malattia infiammatoria che colpisce più organi e si manifesta dopo aver superato il Covid. Nei bambini più che il coronavirus spaventa la MIS-C, una sindrome infiammatoria multisistemica che compare tra le 4 e le 6 settimane dopo la guarigione dal Covid, anche asintomatico. Un'equipe di pediatri dell'azienda ospedaliera di Padova sta studiando le manifestazioni e ha seguito tutti i 46 casi veneti che si sono registrati da inizio pandemia. Il sistema immunitario del bambino è un sistema immunitario in via di evoluzione e purtroppo in alcuni soggetti predisposti il virus agisce come trigger, è un cerino che accende un'infiammazione, con fuoco, che è un fuoco infiammatorio che si manifesta però come sindrome, cioè come sintomi clinici dopo 4-6 settimane da questo contatto. Circa un quarto di casi richiede un intervento in terapia intensiva, quindi a dirvi come l'impegno medico è piuttosto importante e richiede proprio un'equipe multispecialistica. Fortunatamente è una sindrome rara, un caso ogni 1000, ma si manifesta con febbre, cefalee, interessa il cuore con miocarditi e l'apparato intestinale nell'80% dei casi. L'11% dei casi registrati nella nostra regione ha portato i bambini ad almeno 10 giorni di terapia intensiva. Stiamo seguendo questo gruppo di bambini nel tempo per vedere questi effetti residui di malattia, che però i dati internazionali ci dicono che in altre esperienze sono piuttosto ridotti come percentuale, però sono da tenere in considerazione in quanto interessano organi molto preziosi come il cuore, il sistema nervoso centrale e quant'altro. Per questo sono importanti le vaccinazioni. Entro dicembre si attende anche il parere dell'EMA sull'estensione dei vaccini anti-Covid a partire dai 5 anni. Una prestigiosa rivista scientifica ha già pubblicato uno studio. Si dimostra nero su bianco l'efficacia del vaccino, la sicurezza del vaccino, quindi credo che sia importante proprio metterlo in atto, sfruttare questi progressi della scienza per migliorare l'outcome di questa malattia, in cui evitare, che avete visto dalle diapositive che vi ho mostrato, come il numero di casi di MIS-C segue dopo un mese e mezzo, 2, il picco epidemico della malattia di Covid. Ci spostiamo nel Bellunese, cresce la curva dei contagi da Covid-19 in provincia di Belluno, massima attenzione su scuole e case di riposo. A Fonzaso, chiusa ai visitatori la struttura dedicata a Sant'Antonio dove è stato individuato un operatore positivo. I familiari degli ospiti della casa di riposo Sant'Antonio di Fonzaso da stamattina hanno iniziato a ricevere la comunicazione della direzione che ha deciso in via precauzionale di sospendere le visite dopo un caso di positività riscontrato in un operatore che presta servizio nella struttura. Ho piena fiducia sulla gestione, come è stata gestita l'anno scorso con la prima e con la seconda ondata. Hanno avuto pochissimi casi, li hanno gestiti egregiamente. Io ho già avuto contatti con la direttrice e mi ha rassicurato sul fatto che già stanno controllando tutti, personale, ospiti, tutto quanto, è già partita l'indagine. L'ingresso alla struttura al momento è consentito solo ai familiari di pazienti che versano in gravi condizioni di salute. In terra fonzasina il contagio, silente nelle ultime settimane, si è ripresentato. Stiamo uscendo da un periodo che eravamo Covid free da una ventina di giorni, e poi ci sono stati 3-4 contatti, anche 2 nuclei familiari praticamente, e di un paio di persone, non una cosa eclatante. Sicuramente l'attenzione deve essere sempre altissima, perché vediamo che appena l'attenzione si abbassa partono i contagi. Migliora frattanto la situazione nella casa di riposo di Lamon, dove sono ancora positivi i tamponi di controllo eseguiti su 6 ospiti, mentre fra il personale l'allerta è rientrata con la negativizzazione dei 4 operatori in servizio nella struttura. Difficile la situazione nelle scuole, una trentina attualmente le classi in quarantena. Nelle prossime ore attesa l'ordinanza di chiusura della scuola primaria e secondaria di Santo Stefano di Cadore, mentre è stata prorogata al 16 novembre la chiusura del plesso di San Pietro di Cadore Presenaio per l'accertamento di ulteriori positività. Nelle case di riposo della Marca mancano 1000 infermieri, stiamo vivendo un dramma, il messaggio dell'RSA che questa mattina si sono ritrovate a Treviso, diversi professionisti stanno arrivando da oltreoceano.
Stanno chiudendo reparti di RSA non perché mancano gli anziani, che ci sono file enormi di anziani che vogliono entrare perché ne hanno bisogno, ma perché non hanno più personale. Stiamo parlando ad esempio di 1 migliaio di persone nell'arco della ULSS numero 2, ad esempio di Treviso. Quello che era un trend con la pandemia è diventato un dramma. Non usa mezzi termini Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, nel fotografare la situazione all'interno delle case di riposo. Lo ha fatto nel corso di un convegno che ha portato a Treviso il mondo delle RSA. L'emergenza riguarda in primis il personale che ormai, quando si trova, arriva da oltreoceano. L'ISRA di Treviso, che ha 75 infermieri, ne sta aspettando 40. Provenienti da dove? Allora, dal Brasile, dall'Argentina, dalla Tunisia, dall'Albania e dalla Moldavia. Professionisti che arrivano da lontano con tutto quello che ne consegue anche a livello umano. È arrivata una signora di 45 anni dall'Argentina, è arrivata il venerdì, lo dico per il dramma, no? È arrivata venerdì sera da noi, il giorno dopo ha parlato con sua figlia che è rimasta in Argentina di 12 anni, ha pianto 2 giorni, lunedì ha preso l'aereo e è ritornata a casa e ha fatto bene, aggiungo io, ma questo non toglie niente alla drammaticità dell'assenza di personale. Una mancanza cronica che il mondo delle case di riposo chiede venga trattato con strumenti e risorse specifiche nel piano di resilienza. Noi siamo addolorati più ancora che scandalizzati come società civile, perché non si è ritenuto in questo piano che dovrebbe delineare l'Italia del prossimo domani, non si è tenuto conto degli anziani più fragili, delle persone più sole, delle persone che hanno più bisogno di una struttura che le accompagni nella vita. Se il PNRR non fa un passo indietro, non si occupa delle RSA, saremo sepolti da anziani vivi, d'accordo, che non trovano assistenza da nessuna parte. Ed ora invece torniamo a Padova e sentiamo che cosa pensano i cittadini sul divieto di manifestare nei centri cittadini. Sì, mi sembra meglio, perché così possono sempre avere il diritto di manifestare in luoghi diversi dal centro e dare la possibilità ai negozianti di proseguire con le proprie attività. E l'ordinanza di indossare la mascherina? Sì, serve, utile, importante. Penso che faccia benissimo a impedirle nelle piazze. Sì. Il sindaco ha ordinato che ovunque si svolgessero i manifestanti abbiano la mascherina. Sicuramente, obbligatoriamente mascherina. Sono pienamente d'accordo, sì. E che il sindaco abbia ordinato di indossare la mascherina ovunque si svolgano queste manifestazioni? In questo caso, in questo periodo sono propensa, per questo. Ci vuole, perché i dati sono un po' preoccupanti. Sì, ci vuole. Praticamente un giorno sì, un giorno no, ci sono delle, chiamiamole manifestazioni, e quindi sono sempre prese di posizione difficili da fare e che creano sicuramente dei contrasti e dei malumori, però bisogna anche un po' capire, che vaccinarsi non è così sbagliato. Una manifestazione va bene, 2 manifestazioni va bene, 3 manifestazioni va bene, 10, 11, 12 manifestazioni significa ledere anche un po' le libertà di altri, quindi credo che sia una scelta difficile. Speriamo che duri meno possibile, speriamo che la gente si metta a parlare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio con la cronaca. Auto finisce fuori strada e termina la sua corsa schiantandosi contro altre vetture. A perdere la vita un giovane cuoco di Chioggia, Daniel Tiozzo. Per Daniel Tiozzo, 30 anni, non c'è stato nulla da fare, ha perso improvvisamente il controllo della Panda ed è andato a schiantarsi nel parcheggio del tennis club con l'auto finita a tutta velocità contro altre 2 vetture parcheggiate per poi prendere fuoco, uno schianto violentissimo. La disgrazia giovedì sera verso le 20 a Brondolo, frazione di Chioggia. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Chioggia, incaricati delle indagini, coordinate dal capitano Martina Perazzolo, per Daniel non c'era più nulla da fare, come detto. È stato estratto dalle lamiere dell'auto carbonizzate, già privo di vita. La salma del ragazzo già restituita in mattinata ai familiari.
Ancora da stabilire la data del commiato. Dalle indagini l'unica incognita sulle cause del tragico sinistro, su cosa possa aver fatto perdere al trentenne il controllo dell'auto, se è un guasto meccanico, un malore improvviso o una distrazione fatale. La morte del giovane cuoco ha destato molta commozione in città e soprattutto qui al Tennis Club in mattinata, ancora visibili e impressionanti le tracce della tragedia. Condannato in secondo grado per aver ucciso una neonata di San Martino di Lupari a cui faceva da babysitter, ora un moldavo di 31 anni è ricercato in tutta Europa. Condanna definitiva a 16 anni di carcere per un 31enne moldavo ritenuto responsabile di aver ucciso nel 2016 una bimba di 9 mesi che gli era stata affidata dai genitori mentre erano al lavoro. L'uomo però è latitante. Nell'estate del 2018, infatti, alla vigilia del processo è sparito nel nulla. La disgrazia era avvenuta a San Martino di Lupari. L'uomo aveva scosso con rabbia e violenza la piccola a cui stava facendo da babysitter e poi, vedendola incosciente, aveva allertato i vicini raccontando che aveva agitato la piccola perché si stava soffocando con un rigurgito, tesi poi smentita dagli accertamenti medici. La bambina di appena 9 mesi, dopo un coma durato un mese, è morta a causa del cosiddetto baby shaking. L'uomo è stato condannato in secondo grado e non ha mai presentato ricorsi in Cassazione, quindi in questi giorni la condanna è diventata definitiva e ora potrebbe arrivare per lui anche un mandato di cattura europeo. Dalla Carta di Treviso al Patto di Treviso, un protocollo che ha fra gli obiettivi quello di tutelare i minori dai pericoli della rete. Sempre più i giovani, soprattutto i minori, si interfacciano quasi esclusivamente sulle piattaforme del web. I social sono diventati quasi indispensabili per la loro vita, ma i pericoli che corrono sono tantissimi e a volte drammatici. Così a 30 anni dalla Carta di Treviso si sta discutendo un ulteriore protocollo, il Patto di Treviso. Presenti il sindaco Conte, il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo e il ministro per la famiglia Elena Bonetti. Una delle parti riguarda questo, il tema dei social, oltre al tema dell'hate speech, ha anche un altro osservatorio particolarmente dedicato, che è quello che è l'osservatorio di contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia minorile. Stiamo facendo un'azione importante di monitoraggio, di raccolta dati su questo, proprio per avere un elemento anche che valuti quanto ormai pervasivo è anche il fenomeno dell'uso delle immagini o nell'ambito dei social. Il 20% dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni guarda video online per studiare ed informarsi, ma al 60% capita anche di condividere notizie ed informazioni sui social network senza aver mai valutato che siano attendibili. Il 55% ha condiviso invece parti della propria vita online. Sono alcuni dei dati di un'indagine promossa da Telefono Azzurro e Doxa Kids. Non solo, ma è anche emerso che un ragazzo su 4 ha riferito che i genitori pubblicano sui social contenuti che lo riguardano. I bambini hanno una sensibilità rispetto alla privacy molto forte, ha spiegato Ernesto Caffo, mentre i genitori su questo lato sono più trasgressivi. Nella bozza del Patto di Treviso si chiede alla famiglia l'impegno di astenersi da ogni forma di diffusione al pubblico di foto, video e dati personali di bambini e adolescenti, incluso lo sfruttamento commerciale dell'immagine dei minorenni. Nel documento viene evidenziato fra l'altro che i bambini in misura crescente frequentano, crescono e vivono sempre più immersi nell'ecosistema digitale, utilizzando gli stessi dispositivi e servizi calibrati per gli adulti. 5 cittadini di presunta nazionalità afghana, fra cui un minorenne, sono stati scoperti dal titolare di un'azienda di San Biagio di Callalta all'interno di un autocarro appena giunto dalla Bosnia con un carico di legna. Il mezzo, di proprietà di una ditta austriaca, era condotto da un autista bosniaco, risultato per ora estraneo alla vicenda. Sul posto hanno operato i carabinieri e gli operatori sanitari del SUEM di Treviso. Il 15 novembre riparte in missione umanitaria alla volta della Grecia con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza afghana attualmente in corso.
Quello era un bambino che veniva dalla Siria, era un bambino che non sapeva giocare a calcio, era un bambino che viveva in Siria dove il rumore delle bombe era purtroppo più forte della possibilità di sognare durante le notti. Il ricordo di quel bambino solo e spaventato è l'immagine drammatica che Anna Chiara Sarto, direttrice dell'associazione Protection for Kids, ci racconta per descrivere l'emergenza afghana attualmente in corso e che sta causando il collasso dei campi rifugiati in Grecia. E lunedì 15 novembre i volontari di Protection for Kids sono pronti per tornare lì, dove ora c'è più bisogno che mai. Andiamo in Grecia poiché forse è il primo punto della rotta balcanica. La rotta balcanica vede diversi stati e vede il game, che è il cosiddetto il percorso che devono affrontare i richiedenti asilo per arrivare in Europa. I richiedenti asilo non vogliono arrivare in Italia, la maggior parte dei richiedenti asilo vuole arrivare in Francia, in Germania. L'Italia, così come la Grecia, sono solo alcuni degli step che servono poi per arrivare in questi stati. Noi innanzitutto porteremo più di 660 scatoloni di beni di prima necessità, poi ci sarà un medico con noi che offrirà supporto medico, ci sarà una psicologa che farà workshop psicologici, ma poi soprattutto faremo workshop educativi e ricreativi per i bambini ed insegneremo ai richiedenti asilo a coltivare. Sono tanti volontari in partenza, tra loro c'è anche Danny Castiglione, uno dei fondatori dell'Associazione Mediterranea, impegnata nel salvataggio dei migranti. Mi spinge a partire il non sopportare l'indifferenza, il dover accettare con le immagini che tutti stiamo vedendo e che stiamo leggendo nei giornali e non poter far nulla, rimanere a casa e indignarmi dietro una televisione o dietro un giornale o dietro un social network. Sono trascorsi 2 anni dall'acqua alta da record che ha messo in ginocchio Venezia e questa sera le immagini e le testimonianze di quella notte e dei giorni seguenti potremo vederle nel documentario di nostra produzione L'Apocalisse di Venezia alle 21:15 su Antenna 3. Questa sera l'acqua della laguna tocca a quella del mare. Erano le 22:51 del 12 novembre 2019 quando il picco di marea raggiunse i 187 centimetri con una velocità disarmante. Solo una volta si era superato il livello, nel 1966 quando l'acqua arrivò a 194 centimetri, ma forse non con la stessa violenza di 2 anni fa, non con quel vento impetuoso, non con le onde in piazza San Marco. Quei 187 centimetri in breve tempo hanno sommerso la città, provocando uno scenario apocalittico. Immagini che nessuno dimenticherà, immagini di una Venezia ferita e sommersa, raccontate nel documentario L'Apocalisse di Venezia di nostra produzione, che sarà trasmesso questa sera su Antenna 3 alle 21:15. Guarda, questo è da Garibaldi, ok? È un fiume, io non riesco ad andare avanti con 90 kg che so, non riesco ad andare avanti, sono nascosto qua in caetta. Nel corso della giornata le previsioni subivano modifiche continue, ma nessuno si sarebbe aspettato di arrivare a tanto. Un fenomeno raro, impossibile da prevedere, una commistione di pioggia e vento fortissimo, un incrocio micidiale che ha portato la marea a salire in pochissimo tempo, quanto bastato per provocare milioni di danni, e così come è salita, con la stessa velocità è scesa. Indimenticabile l'immagine del vaporetto alla deriva dopo aver sradicato una bricola. Ci siete? Via, via! Il mattino seguente la città era incredula e oltre ai danni si contava già una vittima a Pellestrina. Nella cripta della Basilica di San Marco, nel momento di picco massimo, si misurava dalla pavimentazione quasi 1,10 m di acqua. Quel giorno si sono mobilitati tutti, il sindaco Brugnaro, il presidente Zaia che ha attivato l'unità di crisi alla protezione civile e gran parte della politica nazionale. Il premier Conte è arrivato insieme al ministro De Micheli promettendo che il Mose sarebbe stato azionato quanto prima. Nei giorni seguenti Venezia fu colpita ancora. Mai si erano registrate 4 maree superiori ai 140 centimetri in una settimana. Ma questo non ha piegato la città e i veneziani, che a distanza di 2 anni possono sperare di non vivere più quei momenti grazie al funzionamento del Mose. Il terzo posto di Eyob Faniel alla maratona di New York. Oggi l'atleta bassanese è stato ricevuto in comune.
Vive a Bassano del Grappa e in comune ha ricevuto il grazio ufficiale della città dal sindaco Elena Pavan e dall'assessore allo sport Mariano Scotton al rientro da New York Job Faniel, 28 anni, 2 figlie, eritreo d'origine, dal 2015 cittadino italiano, e Job Faniel è volato sul podio della 50ª maratona di New York, conquistando il 3° posto. Un esempio per le giovani generazioni, ha spiegato l'assessore Scotton, che da ex atleta ha seguito e sostenuto Job. Dopo le difficoltà riscontrate alle ultime Olimpiadi di Tokyo, sapere ripartire senza abbattersi è dei veri campioni, quale Job Faniel è il suo commento. Ed è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Benvenuti al meteo. Un vortice in discesa dal nord Europa punta l'Italia. Il tempo peggiora sul nostro territorio nel weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 13 novembre. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso con qualche spazio di sereno e con in pianura diffusa presenza di foschie. Precipitazioni generalmente assenti inizialmente, in seguito fenomeni via via più sparsi con probabili rovesci anche forti. Temperature stazionarie minime tra 8 e 10 gradi, massime invece tra i 10 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo molte nubi in mattinata, col passare delle ore inizierà a piovere un po' dappertutto. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo poche novità, qualche spiraglio di sole, ma nel pomeriggio andrà gradualmente peggiorando. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 14-15 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.